32 nazioni rappresentate, con ben 93 binomi al via. Si sono contesi il campionato mondiale Endurance Under 21 che si è svolto sabato 23 settembre a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona. 3, 2, 1, go! La gara si è tenuta sulla distanza di 120 km, distribuiti su 4 percorsi alternati a pause di 40 minuti per il riposo dei cavalli e per le visite veterinarie previste nei box allestiti nella splendida cornice del Parco Sigurtà. Le squadre del Medio Oriente hanno fatto valere la loro forza, classificando al primo posto la squadra degli Emirati Arabi e al terzo posto il Qatar. La Spagna invece ha difeso l'onore europeo con un ottimo secondo posto. Nell'individuale, oro e argento, come da pronostico, sono stati conquistati da 2 atleti degli Emirati Arabi, mentre il bronzo è andato a Maitre Predeira Ledo con Khalife de Poncelet della squadra spagnola. Una gara partita ad altissima velocità con medie di 27 km/h sul primo anello e che ha visto subito al comando le squadre medio orientali che hanno mantenuto la guida della corsa fino all'arrivo. La squadra italiana purtroppo ha visto l'eliminazione durante la gara di 3 binomi su 5, uscendo così dalla possibilità di competere per un buon piazzamento nel campionato a squadre, che prevede nella classifica finale il calcolo dei piazzamenti dei primi 3 classificati di ogni paese. Buon risultato comunque per i 2 binomi rimasti in gara, con il 20° posto di Ilaria Paradiso su Calamita Bosana e con il 22° posto di Niccolò Trotta su Quassia Distinta. Non perdetevi nei prossimi giorni gli speciali di Rider TV dedicati all'evento di Valeggio sul Mincio, con le interviste ai vincitori e le immagini del FEI Maidan Italia Endurance.